Oggi noi presentiamo, possiamo dirlo, una prima nazionale, nel senso che questa regione vuole firmare un accordo che noi abbiamo deliberato fra l'altro ad aprile, il 22 aprile se non ricordo male, un accordo per l'inclusione lavorativa, ma non solo, perché parleremo di riattivazione lavorativa, di istruzione, di formazione e altro, relativamente alla popolazione carceraria. Regione Veneto e Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria hanno sottoscritto un protocollo primo nel suo genere in Italia con l'obiettivo di evidenziare e potenziare le competenze lavorative dei detenuti. Prevede l'assunzione di 4 funzionari che dovrebbero lavorare all'interno delle case circondariali e della casa di reclusione del Veneto. Sono funzionari che si affiancheranno ai nostri funzionari giuridico-pedagogici, significa ai nostri educatori, proprio per fare un lavoro insieme più accurato su quelle che sono le competenze lavorative delle persone detenute. Sono 2.392 le persone attualmente detenute nelle carceri venete, il 50% in attesa di giudizio. Nella metà dei casi si tratta di cittadini stranieri. Si stima un sovraffollamento medio di un 30-40% che rende difficile la convivenza tra i reclusi. Per questo si sta lavorando per migliorare le condizioni di vita negli istituti con interventi di ristrutturazione, ad esempio disponendo le docce nelle celle o gli impianti di condizionamento. Perché, spiega Maria Milano Franco d'Aragona, le carceri non sono solo luoghi di detenzione, ma anche di lavoro, attraverso il recupero per un reinserimento nella società. Abbiamo tenuto all'organizzazione di questo progetto che vede la Regione impegnata con 200.000 euro, ma non saranno gli ultimi, nel senso che noi lo consideriamo un investimento. Dobbiamo anche occuparsi di reinserire e di fare dei percorsi per questi cittadini che magari si sono comportati male, che non hanno rispettato la legge, a volte si sono macchiati di crimini veramente indicibili, però è altrettanto vero che comunque noi lo vediamo ancora come un modello rieducativo.